Terra del Sole Outlet entra a far parte del circuito Keira e diventa il primo Keira Outlet dell'azienda in via G di Vittorio 14 a Terra del Sole. Da oggi potrete trovare una scelta ancora più vasta con prezzi molto competitivi, ma con la cortesia e la professionalità di sempre. Produciamo capi esclusivi all'interno del nostro laboratorio per vestire tutte le donne con un'attenzione speciale per le amiche curvi. Dalla taglia 42 alla taglia 64 le vestiamo proprio tutte. Moda giovane e confortevole per donne solari che si piacciono belle e formose. Più che made in Italy ci consideriamo made in Romagna. Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Rimanete aggiornati sulla pagina Facebook Keira Outlet. Vi aspettiamo. Conad Castrocaro. Da noi trovi tutti i giorni freschezza e autenticità nei nostri reparti di ortofrutta, ampia selezione di formaggi di vari paesi, un banco freschi degno di questo nome, carni tra le migliori ed il pesce conveniente ma sempre di qualità di cui fidarsi. Se vuoi, te lo puliamo noi. Inoltre trovi preparati da noi solo da cuocere o al banco gastronomia addirittura solo da scaldare, preparati al momento per te mentre fai la tua spesa. Beh, i prodotti locali poi da noi non possono mancare, assieme al nostro rosso del paese, un Sangiovese DOC che puoi trovare nella nostra cantina di vini scelti tra i migliori, tra cui anche vino biologico e vino bio-vegano. Panetteria con pane di giornata sempre preparato da noi, conveniente sempre. Banco surgelati, il Mangiamondo, il nostro punto etnico, cancelleria e novità, i libri. Per quello che non trovi, chiedi al nostro personale che sarà lieto di aiutarti con cortesia, perché Conad è persone oltre le cose. Perini Ivo, dal 1975 coperture civili e industriali, smaltimento rifiuti pericolosi, rimozione e conferimento a discarica di lastre in cemento o amianto, Eternit. Via G di Vittorio 5/7, telefono 0543 766274, Terra del Sole, Castrocaro Terme. Ditta AM Impianti di Amadori Mirko, elettricista, impianti civili e industriali BT e MT, videocitofoni, automazione e cancelli, manutenzioni su impianti esistenti e impianti elettromeccanici. Siamo in via Natale Bentini 23, Castrocaro Terme, Terra del Sole, telefono cellulare 348 371 0814. Terme di Castrocaro, specialisti da oltre 170 anni nella prevenzione, salute, benessere e bellezza. Un centro termale con poliambulatorio medico specialistico e riabilitazione. Effettua le tue cure termali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale INPS e INAIL e previeni le tue patologie. Un centro benessere con medicina estetica, benessere termale e una vastissima gamma di trattamenti. Regalati un momento di piacere e lasciati avvolgere dall'atmosfera suggestiva della spa del Grand Hotel Terme. I nostri specialisti, le nostre acque, i nostri fanghi per la tua qualità del vivere. Terra del Sole. Una cittadina dell'entroterra forlivese il cui centro storico rinascimentale prende il nome dal sole, Helios. Una vera e propria città ideale fortificata, un microcosmo rispecchiante la perfezione e l'armonia del macrocosmo, ma concepita, progettata e costruita non come semplice fortilizio, ma come una vera e propria città fortezza, dai migliori architetti del tempo e fortemente voluta dal Granduca Cosimo I dei Medici. Eliopoli, ovvero Terra del Sole, rappresenta ad oggi uno dei meglio conservati esempi di città ideale, che costituì la piazza forte di difesa per la città di Firenze dai nuovi eserciti dell'epoca, quando i cannoni e le bombarde la facevano da padrone. Ci troviamo nel 1621, l'anno in cui diventò Granduca di Toscana Ferdinando II, quindi è un anno molto importante, è un anno dove ovviamente cambiò il commissario che è a Terra del Sole e vogliamo appunto ricreare tutto questo, quello che era Eliopoli, la città fortezza, soprattutto la vita quotidiana che si aveva in questa cittadella fortificata, fondata da Cosimo I dei Medici e così diciamo famosa per aver difeso Firenze da un eventuale assalto di un esercito proveniente dal nord. La verità è che Terra del Sole ha adempiito al suo scopo perché non è stata mai attaccata, perché ovviamente per attaccare una cittadella di questo genere doveva essere mosso un esercito molto grande, facendo un assedio veramente lungo a livello di tempo e quindi ovviamente gli eserciti non hanno preferito fermarsi in questo luogo che è appunto da frontiera in questa terra di Romagna Toscana. Ecco, la battaglia che abbiamo visto nel Fossato quest'oggi, che tipo di battaglia è stata?
è stata una simulazione di battaglia rispetto a quello che poteva essere uno scontro tra due eserciti, una battaglia campale dell'inizio del 1600, e abbiamo visto le artiglierie in campo che la facevano da padrone in questo periodo, affiancata a gruppi di moschetti e picche, che erano, come dire, delle aste molto lunghe che potevano arrivare a 5,20 metri, che hanno determinato la fine della cavalleria. Questo perché i picchieri si mettevano in gruppo compatto, formando come un'istrice impenetrabile. I gruppi vengono veramente da tantissimi paesi ed è una peculiarità di questo evento. Abbiamo una partecipazione internazionale che è superiore a quella italiana, e di questo ce ne vantiamo, perché molti dei gruppi ritornano da tanti anni, dalla prima edizione il più, perché si trovano bene, e questo per noi è veramente un orgoglio che abbiamo tutti quanti che organizziamo. Siamo trovati a fare queste manifestazioni innanzitutto con tutte le associazioni di Terra del Sole, Borgo Romano, Borgo Fiorentino, i balestieri, i bandieratori, tutti quanti d'accordo. Abbiamo cercato di portare a Terra del Sole quei costumi che si adoperavano nel 1600-1620, e oggi nel bastione di San Martino c'è questo assieme di tende proprio montate come allora, i personaggi vestiti come allora. È una rievocazione storica che speriamo che prenda ancora più piede di quest'anno. Ormai abbiamo sempre fissato il terzo weekend di aprile, quest'anno sarà uguale, speriamo di poter portare ancora più gruppi. È tutta una famiglia, perché siamo portati a rievocare dei momenti dove si fa da mangiare ancora con la legna e un paiolo attaccato su un trepiedi, quando invece adesso si fa tutto quanto in elettronica. Allora c'era la legna. Quest'anno è proiettato che dobbiamo fare i campionati italiani della balestra. Il 10-11 giugno ci saranno 13 squadre di balestieri che vengono da tutta Italia, si combatteranno per il titolo di campione italiano della balestra. Qui c'è l'arte antica della balestra che viene ancora coltivata. Così chiamata balestra da banco, e quest'anno è toccato a noi fare il campionato italiano. Manifestazioni abbastanza grandi, c'è il Palio di Santa Reparata tra i due borghi, che quel giorno lì finisce il connubio tra le varie associazioni, finisce e si riparte. Per 2 giorni di sfida. Per 2 giorni siamo nemici, esatto. Borgo Romano e Borgo Fiorentino siamo separati. Contraddistinti da diversi colori. Parte con la battaglia del giorno, un'altra battaglia storica che rievoca gli anni 1384 di costumi medievali più che altro. E anche allora riempiremo di nuovo ancora di più, perché è più facile, perché adesso primavera è facile prendere delle giornate cattive, però in settembre è più facile di prendere delle giornate buone. Speriamo che l'altra manifestazione abbia successo come questa e ancora di più. Meritato successo. Rinviamo al sito della Proloco di Terra del Sole per tutti gli appuntamenti. Io vi dico buon lavoro, perché ne avete sempre tanto. Lei poi Presidente è sempre indaffaratissimo. A lei e a tutti i volontari, che saluto veramente con tanto affetto. Qui lavorano tutti, non è che io il Presidente. Dobbiamo ringraziare molto anche tipo la Federica, che è fuori, che viene apposta qua. Sta in Spagna, però viene apposta per queste manifestazioni, mette in fila tutte queste barambradam di tende, che se noi magari non è poco quello che fa. Per diversi giorni è stato possibile vivere una rievocazione senza sosta tra gli spari degli archibugi e delle artiglierie, tra il fumo dei fuochi degli accampamenti, musiche e balli antiche, tra i sollazzi della locanda e dell'osteria nel castello, ma non solo. Il castello del capitano della piazza, il bastione di San Martino, le garitte e le maestose mura completamente terrapienate hanno costituito le bellezze architettoniche dove si sono ricostruite le scene di vita dell'epoca.
Tantissime le attività in programma, dimostrazioni didattiche di cartografia, del mestiere dell'artigliere, aree dedicate all'erboristeria e alla medicina antica, artigiani intenti a creare i loro manufatti, esibizioni di combattimenti, ma non solo, ancora una volta, nei pomeriggi di sabato e domenica una grande battaglia, sotto la cortina della Bastione di Sant'Andrea, nel Fossato, per mostrare come combattevano gli eserciti all'inizio del XVII secolo. Eliopoli, vita nella città fortezza, dunque ha fatto entrare il pubblico nella Terra del Sole dell'inizio del 1600, quando i picceri, i moschettieri e i maestri delle artiglierie dominavano gli eserciti. Infatti Eliopoli è una grande rievocazione storica con gruppi provenienti da diverse nazioni che hanno fatto immergere gli spettatori nella cittadella medicea tra rassegne militari, antichi mestieri e vita da campo dell'epoca. E dopo la battaglia anche i festeggiamenti. Centinaio di chilometri a nord di Monaco, questo gruppo viene da quella zona, quindi dalla Bavaria, e sono amici. Ho chiesto come stava e lui mi ha detto bene. Ho detto non credo che tu stia molto bene perché hai questo bello squarcio qui nella pelle. Cos'è successo? Hanno così condotto una battaglia, quella che abbiamo appena visto nel Fossato, reduci dalla battaglia, e adesso stanno brindando. Chi sono gli amici che vediamo qui alle nostre spalle? Abbiamo qui un loro rappresentante. Sono los mosqueteros dello Tercio Viejos e appunto rappresentano un terzo che era l'unità militare che era presente in Spagna all'epoca, e quindi insomma abbiamo sicuramente un rappresentante come lui che è un appassionato di armi che proviene da uno stato che fu così importante all'epoca e così potente. Pues esta es la segunda edición que vengo. La verdad es que es un evento con mucha calidad. En España, por desgracia, no tenemos aún eventos de calidad como aquí en Italia. Y la verdad es que cuando venimos estamos muy contentos porque aprendemos muchísimo de grupos con mucha experiencia. Y la verdad es que estamos contentos y honrados de que nos inviten a este gran evento y a este magnifico país come Terra del Sole. Sì, diciamo che anche noi siamo onorati di averli qua e che ci abbiano, come dire, scelto, perché comunque la presenza spagnola in Italia, soprattutto nel Granducato di Toscana, è fondamentale. E ha detto, perché l'ho capito bene, che ha detto che non ci sono paesi come questo e soprattutto luoghi come Terra del Sole che lo rievochino così bene una Eliopoli, ma soprattutto imparano stando qui, imparano molte cose dagli altri gruppi storici. Era pericoloso avere un cappello che ti copriva questa parte della visuale? Vedevi solo di qua, è pericoloso andare in guerra, in battaglia con questo cappello? A ver, me explico. Yo recreo de mosquetero, ¿ok? El mosquetero normalmente portaba un sombrero, un ombrelo como este, que lo que hacía era evitar las chispas
de la pólvora. Entonces, la verdad que era un complemento muy útil para la battaglia. Era fatto apposta questa parte del cappello, quindi nulla nel passato e nella nostra storia è stato fatto per niente. Se puede ver, digamos, normalmente que cuando hacemos la batalla, pues siempre pues saltan chispas que son muy peligrosos, pero con el cappello la verdad es que te protege la cara. Grazie, anch'io ho imparato una cosa, che era appositamente scelto questo tipo di cappello perché il feltro proteggeva dalla polvere da sparo che poteva arrivare nella parte appunto dove il moschettiere e soprattutto nella faccia, quindi per difendere il volto. Diciamo che tutto il merito della manifestazione è di Federica Agnoletti, noi semplicemente diamo un pochino di mano, ecco, ma il vero deus ex machina di tutta questa bella manifestazione è Federica, assolutamente. Quello che faremo sostanzialmente questi giorni è prima di tutto divertirci, perché noi siamo qua per divertirci e per fare un evento, per far divertire anche gli spettatori e le persone che vengono a vederci. La cosa bella di queste manifestazioni è che si vive un vero gusto europeo, visto che è anche di moda in questi ultimi tempi, perché come puoi vedere noi siamo qui con amici spagnoli, amici tedeschi, amici ungheresi, amici che vengono da tutte le parti d'Europa. Il paese più lontano? Il paese più lontano sicuramente deve essere la Polonia, perché ci sono un sacco di ragazzi polacchi che sono venuti a trovarci e sicuramente questa sera faremo un sacco, come dicono qui in Romagna, di baracca, giusto?